Ville Venete nel Medio Friuli. Il turismo in Medio Friuli è da sempre legato principalmente a Villa Manin. In verità le ville venete presenti nel territorio sono circa 80 e finalmente i sindaci dei comuni interessati hanno deciso di fare squadra, capitanati dal codroipese Fabio Marchetti, per agevolare i proprietari che volessero aprire al pubblico le proprie strutture, non solo 2 volte l'anno. Abbiamo intervistato il sindaco di Codroipo Fabio Marchetti, ma anche il direttore dell'Istituto regionale delle Ville Venete Carlo Canato e il presidente dell'Associazione Ville Venete Conte Alberto Prassi, oltre al sindaco di Talmassons Piero Mauro Zanin. Diciamo che noi siamo partiti proprio dal monitoraggio insieme agli uffici proprio per capire qual è l'entità del problema che dobbiamo in qualche modo cercare di organizzare. Allora, chiaro, di queste 80 oggi noi per i progetti che già abbiamo sviluppato, tipo ville aperte o musica in villa, parliamo di una disponibilità di una dozzina, quindicina di ville. Però ecco, il fatto di fare delle proposte anche come amministratori dovrebbe essere utile anche a far sì che altri si avvicinino, perché possono immaginare che la villa può diventare una risorsa anche, quantomeno per la promozione di questi beni immateriali che sono la storia del nostro territorio, la storia della villa, ma in qualche modo anche la vita passata di tutte le nostre comunità. Quindi speriamo, noi partiamo con chi c'è, 10, 15, quelle che ci saranno, ma necessariamente, sicuramente se il progetto avrà successo molti altri si avvicineranno e quindi riusciremo a fare veramente un progetto e un coinvolgimento di territorio di area vasta. Che è molto importante sarà il coinvolgimento che noi faremo delle varie entità che si occupano di questo, dagli storici ai pianificatori a tutti quei professionisti che vogliano mettersi a disposizione, sfruttando, che è una bella parola in questo senso, le gratuità e le sinergie che possono nascere dalla presenza che abbiamo importanti sul territorio. Penso all'università innanzitutto, con i propri docenti, ma anche con i propri studenti che potrebbero appunto mettersi a disposizione per avere una professionalità e cominciare a far conoscere quelle che sono le realtà del nostro territorio e non solo, ma penso anche a quelle che sono altre istituzioni talvolta dimenticate ma molto importanti del nostro territorio, la Deputazione di Storia e Patria e una su tutte la Soprintendenza, non un'altra, tra l'altro di carattere governativo, le quali potrebbero collaborare assieme alle amministrazioni comunali e regionali, in questo caso, che dovrebbe sposare completamente un progetto di questo tipo affinché appunto venga sviluppato e possa essere concretizzato. Ripeto, il compito della politica è quello di reperire le risorse in periodi di magra come questa, che sono scarse. Noi lo faremo anche coinvolgendo, come in questo caso, i privati, che è una cosa molto importante, ancorché virtuosa. Non è facile per un privato evidentemente tenere aperta la sua villa, però le amministrazioni possono fornire quel sistema di facilitazioni che proprio se messe insieme, se sostenute adeguatamente, possono favorire una nuova prospettiva di sviluppo. Proprio in un momento di crisi il bene culturale può diventare davvero una risorsa che ci consente di guardare con ottimismo al futuro. Per il privato, non dimentichiamo, potrebbe essere un cambio della propria vita, quindi è una scelta non piccola, non marginale. Il privato deve avere una vocazione imprenditoriale. Fare turismo vuol dire essere aperti, essere ospitali, vuol dire dare il meglio di sé, il meglio di quello che è quel luogo che noi chiamiamo con questa entità astratta ma presente, che si chiama Genius Loci. Questa bellezza di questo luogo deve essere trasmessa anche al turista. Questo dà emozione, questo si traduce in un'esperienza per il turista, esperienza che le ville venete, solo le ville venete che abbiamo noi e che solo noi abbiamo, può dare, può trasmettere. Per il Ponte News, Marco Mascioli.